zingaro, voglio vivere come te. Già. Ragazzi, ne avevamo già parlato in una vecchia puntata. Allora, noi adesso siamo in una via secondaria perché la principale, l'isola pedonale, non si può fare da quanta gente c'è, ok? Siamo al 16 di settembre, no, 12 di settembre, scusa. Non è mai successa una cosa del genere. 40 anni che sono qua che vedo Jesolo, perché di solito dal 16 agosto basta, è finito tutto, si svuota tutto completamente. Strapieno, una cosa pazzesca. Quindi diciamo questa moda del Covid ha portato veramente tanto. C'è chi anche giustamente, insomma, dai, i ristoratori ne hanno approfittato, perché tipo, non so, trovi tutti i locali, tutti, mentre avevano 10 posti dentro, hanno dato la possibilità di utilizzare il marciapiede, no? Per far stare la gente più distante. In realtà hanno mantenuto gli stessi 10 posti, in più quelli fuori. Guarda, questo è parcheggiato, dopo rompono i coglioni alle moto. È interessante per me vedere come in certe città siano tutti senza mascherina, ma calcati o non calcati, tutti senza mascherina, no? Mentre in certi paesini di montagna, dove ricevono magari solo il terrorismo mediatico del telegiornale e non hanno confronto con la realtà delle cose, lì vedi veramente la gente che va a buttare le immondizie con la mascherina nonostante fuori non ci sia assolutamente nessuno, hai capito? E se ti vedono magari passare senza, come è già successo, dov'è che è successo? A Segusino, ok? La signora dal balcone ti urla dietro di metterti la mascherina, cioè, capisci? L'ipnosi, punto. Devo smetterla di fare i video per il cacchio, perché la serie adesso le vacanze in Puglia sono finite, quindi non c'è più niente da dire. Però volevo solo dire una cosa che può sembrare non importante, ma in realtà è un piccolo input. Sì, non che sono passato a trovare il CP, adesso faccio il tagliando al camper, i termi, liquido motore, eccetera eccetera, gomme eccetera, ma no, ma vedi, il mio ombrellone che avevo preso in Francia non l'ho mai usato in 4 anni, ok? È leggero, tutto quello che vuoi, ma scusa, se io non l'ho mai usato, niente, lo tolgo dal camper. Perché è un input questa cosa? Perché nella tua vita, che può essere una stanza, può essere un camper, o può essere proprio anche la vita senza la materia, quando una cosa è inutile e però comunque ha un costo, tra virgolette, della serie, questa come costo ha lo spazio che mi ruba, ok? Quindi mi costa spazio e mi costa peso, perché capirai, insomma, se tu hai una macchina, bella macchina da 800 kg, una macchina sportiva, buttagli su 2000 kg e vedi come cambia la macchina, hai capito? Quindi sì, non devo fare le gare con Pullman, però la roba che pesa inutile io cerco sempre di buttarla fuori e con gli anni impari. L'importante però per imparare, adesso non voglio insegnare la vita agli altri, però per imparare è necessario osservare, ok? Quindi io anche adesso mi sono fermato a fare questo ragionamento, quindi si è creata questa formula, questo pensiero nel mio cervello che risalterà fuori in futuro per altre cose. Oggi è l'ombrellone, domani chi lo sa. Appunti, è una cosa che mi piace tantissimo, l'ho andato a mia nonna a bere caffè, sono stato là tipo un'ora, qua è rimasto aperto, il CP non è mai uscito, e questa è una cosa che apprezzo tantissimo, è un po' come l'accordo di San Francesco il lupo, no? Cioè da serie, tu non vai fuori dal cancello e io non ti stacco la testa. Bentornata Sonia 6006, mi mancava. Niente, poi ti trovi in bicicletta, ridendo e scherzando a Segusino. Sì, mi fermo a lavoricchiare qualche giorno qua perché è prevista pioggia per 7-8 giorni consecutivi. Allora, test della telecamera. Allora, sulla cintura direi di no, troppo bassa. Cioè, anche se la inclino si piegano i pantaloni. Ok, test interno perché voglio vedere come si riprende vedendo il manubrio, ma qua niente. Appesa nella maglietta all'altezza dell'ombelico, dubito anche qua, e poi la vedo ballare tantissimo. Io veramente non so come cacchio fanno quelli che fanno i video in bici, probabilmente hanno una specie di pettorina a questo punto, non lo so. L'anello è strano, che è il percorso che abbiamo fatto l'altra volta. Allora, avevano previsto 6, sì, 7, di più di 7 giorni di pioggia, c'è proprio pioggia continua. E allora ho detto, cosa facciamo? Ok, le batterie erano già al 20%, perché avevo lavorato tanto col computer e i pannelli non sono ancora stati configurati con le litio, dobbiamo farlo fra 2 settimane. Ma probabilmente tu vedrai il video in anticipo, perché le recensioni le anticipo sempre.
E allora ho detto vabbè, vado a Segusino un po' a lavorare, un po' a riposarmi, un po' anche a giocare all'Xbox, fare tutte quelle cose elettriche, diciamo, tanto piove, cioè sto su della pioggia, metto tutto a corrente. Ste robe, ragazzini piccolini, ma è una casa sta roba. E se anche sotto mezzogiorno che avevo dentro le domande a pasta asciutta, Dio. Ciao micino, guarda che gatto topo, che vuoi entrare e non trovi l'entrata, ma sei rincoglionito, è di là l'entrata. Cioè vedi, questa si chiama selezione naturale, arriva il predatore e lo fa fuori, guarda che gatto scemo. Oh, sarà un fattore psicologico che niente, io in testa avevo di dover stare 7-10 giorni dentro chiuso con la pioggia, no, col computer, che mi è venuta una carica, porca miseria, sono qua in salita che rampego come un sitone, Dio caro, guarda che roba. Vediamo se si vede il pulmino. No, è proprio dietro, vediamo, aspetta ti indresso, è proprio dietro l'albero, vedi a sinistra del fiume, vedi un camper, e il mio e l'altro siamo in 3 adesso perché i crucchi sono andati via, sono dietro la vegetazione, dietro la folta vegetazione. Porco can, senti che odolini da mangiare, venga brava a cucinare invece qua, so che mi ho messo una fame estrema, adesso mi tocca girare e tornare in Rio, porca miseria. Alla domanda che mi ponevo io decenni fa, no? Guardando i ciclisti, la solita, ma chi glielo fa fare? Vedi, con gli anni, non dico con l'età, proprio con gli anni in generale, quando tutto cambia e di conseguenza cambia anche tu, sono io che pedalo, che dico, ma alla gente chi glielo fa fare? A stare in T-bar o sarei dentro casa? Non capite niente, perché io apprezzo questo sforzo fisico, no? Un po' come quando impitoni l'amorosa, che si fatica, avanti in Rio, su zucco, do coglioni, però è bello, hai capito? No, non è che me le cerco, è che ora la strada si è fatta anche liscia, quindi fa tentazione, cazzo, salire, perché dopo ti butti giù anche, è bellissimo, no che te butti giù dal diruppo, no, te butti giù nel senso a discesa in bicicletta. Notizia, dai, Vespa di merda, notizia tecnico-scientifico, sotto gli alberi non piove. Peso indietro, sella relativamente bassa, dita sempre in entrambi i freni, non vanno pizzati ma sfiorati. Cristallo sugli occhiali, non vedo più niente. Un attimo, faccio perdere il posteriore, la frenata sempre senza farlo sgommare. La bici si gira su se stessa e questo ok, via, vai. Puoi fare un passaggio per le persone un po' più larghe, metti che io ero ciccione e mi tocca rifare il biglietto, Dio cazzo. Arrivati, secondo giro, visto che piove, strapiove di continuo, andiamo a esplorare una cosa che mi hanno detto, che a sinistra della galleria c'è il percorso ciclabile pedonabile per schivarla e dopo dovrebbe esserci un bello spiazzetto per andare tipo a fare il bagno nel Piave o comunque stare in riva al Piave. Adesso andiamo a vedere. Ah sì, eccola qua l'entrata, perché da lontano non si vede, ma puoi vedere che appena adesso qua nel video è appena a sinistra della galleria. Sì, ma non sta a sigarsi, ma le macchine che passano. Nel caso mi dimentichi, la galleria è pulminabile, quindi non ci sono limiti di altezza nel caso in cui dovessimo trovare un posto figo dopo. C'è questo odore de umido, no? Di erba bagnata, di piante bagnate, però oh ragazzi, qua si sale, ma voglio vedere se ti sale. Oh, la vedo sempre più basso il fiume. I rumori che sento non sono giaguari che mi tendono l'agguato e che mi inseguono, bensì sassi che cadono dalle montagne. Difatti ne puoi vedere per terra e puoi vedere giustamente anche le recinzioni protettive che hanno messo. Boh ragazzi, qua si continua a salire, io non capisco, ma proseguo. Cioè, quanto bello è
proseguire senza capire, un po' come la vita, no? Cioè quando io dico beato te che non capisci un cazzo, perché uno che vive senza capire niente, che problemi potrà mai avere, che sensi di colpa, che responsabilità, niente, vive felice e spensierato. È veramente una fortuna non capire un cazzo, eh? Wow, senti che ecco, aspetta che non magna il vento, senti che ecco, senti che ecco, senti l'ecco, che forte, con le microstalatiti che si stanno formando. E giù c'è un'altra porta aperta, ragazzi. Sera ci si tornerà magari con la troupe, perché sai, quando si è in compagnia si fa sempre cazzo, può essere che quella mi ha raggiunto che era a piedi, vabbè. Comunque sai che quando sei in compagnia si fa sempre gli scemotti, si prende coraggio, no? Perché un po' come quando ci provi con le tipe, no? Si sa che in gruppetto si fa i galletti e dopo da solo ti caghi addosso. Questo perché è scolpito nel nostro DNA il fatto che noi siamo un animale da branco. Quando noi diciamo agli italiani pecore eccetera, ma siamo tutti pecore, cioè siamo tutti con l'istinto che porta a essere un animale appunto da branco, ma più che da branco io direi anche da gregge, insomma. E quindi anche qui queste cose farle con gli amici sono sciocchezze, ok? Farle da solo ti caghi addosso, cioè già quando sei da solo ogni minimo rumore ti fa girare, ti fa controllare della serie, che c'è cinghiali e quant'altro, hai capito? Perché nell'istinto, nel subconscio uno dice magari, non so, arriva il cinghiale, no? Che butto Olfo davanti, povero Olfo, scusa Olfo, ma... Mentre se sei da solo, sempre inconsciamente, pensi di essere vulnerabile, che per carità è la verità, no? Cioè arriva un cinghiale, cazzo da solo, il cinghiale ce l'ha su solo con te, oh, ma quanto bello è nella vita, anche per una questione di onore, di dignità, no? Ammettere le proprie paure, i propri limiti, i propri difetti, quanto bello è! Cioè arrivi veramente a un punto che dici porca puttana, sono inattaccabile, sono la perfezione, un po' come il Gandhi, no? Perché anche il Gandhi parlava sempre di tutti i suoi difetti, dei suoi limiti, cioè si buttava merda da solo, in poche parole, hai capito? Ma il buttarsi merda da soli non è tanto una forma di umiltà, no? Di apparire umile e modesto, no, è l'unico modo per analizzare i tuoi difetti, i tuoi problemi, eccetera, eccetera, e automaticamente analizzandoli tu li hai già mezzi risolti, hai capito? Cioè della serie, non so, io a volte dico accidenti, sono egoista, ok, come carattere, come persona, cioè già il fatto di essere consapevole di essere egoista, ok, di aver scoperto di essere egoista mi porta a vedere i miei comportamenti e le mie azioni future in tutt'altra ottica, e quindi col tempo, non subito così con uno schiocco di dita, ma col tempo diventerò sempre meno egoista. Cioè vedi, è importantissima sta roba, quindi sì, non offendersi a gratis, però tirar fuori sempre e analizzare senza paura e senza vergogna tutti i nostri difetti, perché così lì, una volta si diceva proprio così, li esorcizzeremo. Eh sì, qua si sale, ma... Voglio vedere se ti sale. Lasciami provare. Non mi fermare. Ma non si arriva nella spiaggetta sotto, probabilmente all'inizio ho saltato il passaggio. Siamo perché ci sei anche tu a Quero Vas. Tu mi dirai, ma Vas è quello di Camper, e che ne so io. C'è questo ponte della morte estremo che non so se si può fare in bici. Proviamo ad andare a vedere cos'è sto Quero Vas. Dai, io continuo ancora un po', taglio le gambe cariche e se piove sti cazzi. Provincia di Belluno, benvenuto. Oh grazie, che bello sta roba, ripeto, di scavalcare le province mi sta sfuggendo di mano. Cazzo, la ciclabile era qua a destra. Quindi vorrei approfittare per rispondere anche all'eterno quesito che gli automobilisti da sempre si pongono, perché è eterno, quindi da sempre: perché i ciclisti vanno in mezzo alla strada anziché andare nella ciclabile? Semplicemente perché sono rincoglioniti e la mancano, come ho fatto io. Sono a Vassa. Urco can, guarda fioretti che sti qua. Oh, accesa tipica, guarda, accesa tipica da sotto in silhouette. Questo esatto, municipio e locanda, che bello, da quant'è che non sentivo il termine locanda, bellissimo.
altro che bar e osteria, che una volta osteria era dove andiamo mio nonno, no? Adesso invece le osterie sono, aspetta, sono quei bar da fighetti, dove vanno i fighetti. Anello della cartiera, sì, lo voglio fare. Dov'è che si fa l'anello della cartiera? Lunghezza a piedi, centro culturale, dov'è che siamo noi? Questo lo voglio fare, 2,3 km. Va che carino, guarda che posti che te porta a Singano, vedi? Questi posti un po' imbucati, non puoi andarti a infratare con l'amorosa, Io esploro di qua. Aia! Perché le ortiche, bello, molto bello, tutto bello, anche se stamattina è scurese e pesa. Mamma è scurese e pesa, no, se un cane mi sono cagadoso, mi sono cagadoso, mi sono cagadoso. Mi toccherà cambiare le muande un'altra volta, pazienza. Ok, siamo finiti in questo posto qua. A me piace finire in questi posti qua, cioè, porca miseria, andare sempre dove che mi dice che altri. No, voglio andare dove voglio io volevo andare di qua, sono andato di qua, bello, basta, sono contento. Imparate anche voi a fare sta roba, a fare quello che volete. E niente, non chiedermi dove siamo, sono capitato in questi posti un po' sconosciuti, però forse sto iniziando anche a perdermi. Vero che ho il telefonino col GPS, le mappe, per carità, però in caso di forte pioggia, adesso no, per essere quel che insiste, batte e ribatte, però io ti dico sempre, cosa serve avere il camper e viaggiare se dopo non hai una bicicletta per andare a esplorare tutti i posticini con tutti questi angoletti da infrattarsi, simpatici. Ok, ho chiesto indicazioni ai scioreti locali e quindi praticamente segui la strada principale. Questa fa un anello con degli piccoli soste, cioè se tu senti tipo rumore della cascata come l'ho sentito io, allora ovvio devi scendere, devi andare là a vederti la cascata, eccetera. Andiamo a scoprire assieme che cos'altro ci riserva, no? Che bello dire cos'altro ci riserva questo fantastico paesino. Ma sì, perché anche le parole hanno il loro peso, no? Cioè ci riserva qualcosa di riservato per noi, no? Di messo da parte, che aspettava solo noi che arrivavamo, dai via avanti. Pensa che in area camper ora si è rimasti solo io e un tu che mi pare che sta anche andando via, quindi rimarrò solo io, solo Singano. Che bello, un'area camper tutta per me. Oddio, guarda che simpatica sta cesità, guarda ragazzo, tanto bella, con la vista fiume, dai che siamo aperti, via. Porto dentro a Singano Bike che noi mi ciao, vedi? Nel tempo resterà il ricordo del nostro gruppo lavoro alpini e collaboratori 1988 restauro, è vero, hanno ragione, e ringraziamo che hanno lasciato ai posteri questa bellissima chiesettina tipica in questo posto altrettanto bellissimo, perché siamo proprio, guarda Italia, siamo in riva al fiume, aspetta, cioè a vista fiume, attento. Porta pazienza, aspetta un attimo, aspetta che arriva. No, vista statale dopo che c'è il fiume, ok. E vuoi non andare nella cava? Buongiorno Italia, pinciati questi panorami gratuiti, perché per ora è ancora gratuita sta roba Italia, mi raccomando, cioè noi puntini te fa vedere robe, proprio le robe in generale. Ma vaffanculo, io vado anche a vedermi quello, che razza di vita è? Che cavolo. Vabbè dai, deciso, andiamo a vedere il tra virgolette castello, proprio perché bisogna dire l'abbiamo visto, ci siamo stati, hai capito? Ok, via. Che bello, qui l'entrata che ti porta al fiume, che bello, guarda, con tutti i cosi da sedersi, tavola picnic, guarda che bello. E questo è quello che chiamano castello, no? Che adesso è casa di preghiera, che sarà preti e suore e madonne, ma secondo me se forse bisognerebbe analizzare l'etimologia del termine castello, ossia da cosa deriva castello, casa, magari casa, e tello cos'è? Cioè che era di Donatello, cioè perché se entrambe le componenti della parola corrispondono al reale significato dell'edificio, allora effettivamente castello è anche giusto, perché siamo noi che gli diamo un'interpretazione collettiva, così come edificio bellico, hai capito? Ma in realtà la storia ci insegna che tipo il castello del Cataio e tanti altri non sono per nulla edifici bellici, anzi sono bellici, cioè, che sono belli, cioè sono così, puramente estetici.
Comunque pensa ragazzo che nel cartello è contrassegnato come fortezza bellica, è stato utilizzato proprio lo stesso termine. Guarda che c'è qualcuno là, andiamo a curiosare, e è del 1376. Ah, ma questo deve essere anche una specie di museo, hai capito? Sì, esatto, che figata, che storie. Così devo guardare Puntini al mondo, no? Male, molto male. La Peppa, la Peppina, dalla sera alla mattina. Guarda che bei posti, cioè che stradine piacevolissime da fare, veramente piacevolissime. Cos'è sta roba abbandonata? Una galleria abbandonata, che bello. Cioè a me piace tutta sta roba, mi intrippa fuori maniera. Sai cosa? Inizio a capire, no? Quei vecchi, quei personaggi che elogiavano l'anzianità, no? Perché effettivamente da vecchio, cioè hai un campo spazio topale molto più vasto, perché parti dalle teen e arrivi fino alle MILF cougar, cioè capisci? Mentre quando adesso va bene, nei giovani c'è la moda di dire le MILF, ma una volta non c'era le MILF, cioè arrivavi al massimo ai 25 anni, che aveva la Selene all'epoca, hai capito? Quindi spaziavi dal teen o pre-teen, perché giustamente te lo potevi permettere, comunque appena dopo teen, ma te eri sempre sul teen, quindi insomma te eri un attimo in tuo recinto sessuale, mentre adesso, no, con sto discorso te resta comunque l'attrazione verso i teen quei i putanoni ovviamente, però contemporaneamente sei attratto anche da tutti questi altri mondi che girano attorno al topame. Sì, ok, ora siamo in statale, è un anello un po' così, un po' da interpretare, però vabbè, insomma, è pur sempre meglio di star là serai dentro in camper. Sì, ci sono solo io nel mio angolo di paradiso, con la mia bellissima vista soprattutto notturna del campanile e del paesino, Riva Piave. Ricordo, l'area camper di Segusino è ancora gratuita. Adesso cosa siamo? Ottobre o siamo a settembre? No, credo che siamo a settembre 2021. Oh, tutta l'area camper libera si sono messi attaccati appizzicati. Io vado in giro col piepino fuori, sono uscito dalla doccia e resto così. Ai sigari!